e anche a Radio Bruno, che si intitola Forse Forse. Sulla torta, questa favola di noi andata stata, neve che si sciolta. Tutti, scusa la sincerità, non è proprio del mio stile, zuccherare verità. Una foglia cade giù come tutta la mia vita. La mia foto insieme a voi non è finita sta vita. Forse, forse non l'ho mai staccata. Forse, forse non c'è stata, mai non c'è stata. Forse, forse io l'ho stracciata. Forse, forse, forse dove sono, non è casa mia, mi stretto il divano, vado via, tu rimani lì con te, prova a dirmi qualche cosa, che non sia solo la lista della spesa. Una foglia cade giù come tutta la mia vita. La mia foto insieme a te dove è finita sparita. Forse, forse non l'ho mai scattata. Forse, forse non c'è stata, mai non c'è stata. Forse, forse se la rotta non l'ho incollata. Forse, forse, forse. Tutti! Una foglia cade giù come tutta la mia vita. La mia foto insieme a te non è finita. Dove è finita? Forse, forse non l'ho mai scattata. Forse, forse non c'è stata, mai non c'è stata. Forse, forse semplicemente l'ho perduta. Forse, forse no, bruciata, stracciata, perduta. Bruciata, stracciata, perduta. Perduta. E Faenza stringe a sé il suo idolo. Bella Luca, bentornato. Oh, noi sembriamo come gli amici che poi alla fine è così, che l'inverno a casa e poi d'estate si ritrovano al mare, così è stato. Ecco, bravo, siamo d'accordo, ti troviamo in ottima forma. Grazie. Come lo trovi? Dimagrito, in forma? Stupendo! Vabbè, grazie. Allora, Ciao tu, mamma. ciao. Questa sera tu ci hai presentato questo brano fino a 3, che noi però siamo abituati. Melita! Grazie! ma guarda che poi li mandi in fibrillazione, dobbiamo defibrillare. Io sono molto fan. Grazie! Sì. Grazie! Ragazzi, se volete vi faccio una foto. Vi faccio una foto. Questa sera non mi è mai successo! Sono anche fan della tua voce. Ti declamo una poesia. Allora, dicevo che questa sera tu ci hai presentato questo brano fino a 3 che però a Radio Bruno passa con la voce di Tinkerbell, quindi noi vogliamo sapere com'è nata questa collaborazione con questa bellissima ragazza. Tinkerbell è un'artista svizzera che mi ha permesso di poter cantare nel
spettacoli con lei, infatti passeremo tutta l'estate, lei sarà ospite ai miei concerti e io ospite su in Svizzera. Che fatica, eh? Che fatica. E poi tra l'altro lei è anche molto carina. Sei single? Sì. E lei? Suspense. Lei un po'. Boh. Ah, giusto, ho fatto uno scoop. Sei single? Sì. Cioè, cos'è così? Allora ragazzi, usciamo da queste unghie sullo specchio e parliamo del fatto che, come dicevamo, no, gli amici che si ritrovano al mare dopo un annetto, lui ha preso la rincorsa per un album che è nelle fasi un po' di crescita di mercato, primo su iTunes, esordito così. Grazie a loro. Ed è grazie a loro che ho avuto la possibilità di realizzare il quarto album che si intitola Fino a 3 come la canzone e che tra l'altro hanno fatto sì che uscissi anche in Svizzera con un'altra compilation sempre dal titolo Fino a 3 che poi è uscito anche in Germania e in Austria. Questo era il primo di una lunga serie di singoli che Luca Napolitano verrà Grazie mille, a grazie presentare qui al Radio Bruno Ne Estate. approfitto. Ciao Faenza! È uno di una gentilezza imbarazzante. Guardate.